Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dopo 15 settimane consecutive di calo tornano ad aumentare i numeri della pandemia da Covid-19 in regione. Un dato segnalato dalla Fondazione Gimbe che fa il paio con i numeri dei vaccini ancora troppo bassi in regione. Nella fascia 60-69 anni il Friuli Venezia Giulia è penultimo a livello nazionale. Una crescita piccolissima ma pur sempre una crescita. Si inverte il trend della pandemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e nell'ultima settimana tornano a crescere i numeri. Di poco lo 0,1%, ma il segno più davanti a questa seppur piccola percentuale deve far riflettere. È il dato più eclatante segnalato dalla Fondazione Gimbe che dall'inizio della pandemia da coronavirus monitora regione per regione l'andamento dei contagi. L'inversione del trend è registrata a livello nazionale con settimana scorsa 5.306 nuovi casi e 5.580 questa. Dopo 15 settimane consecutive, ha commentato Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, si rileva un incremento rispetto alla settimana precedente. Anche l'attività di testing ha subito un aumento, continuando però ad attestarsi su numeri troppo bassi, con conseguente sottostima dei casi e insufficiente tracciamento dei contatti. Restano molto negativi invece i numeri della campagna vaccinale in regione. Il Friuli Venezia Giulia è la quarta peggior regione d'Italia per quanto riguarda tutti gli over 60, con il 18,5% che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, superata solamente da Calabria, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia. Per quanto riguarda gli over 80, il Friuli Venezia Giulia ha completato il ciclo vaccinale per quasi il 90% della popolazione, percentuale che però crolla nelle fasce più giovani. Tra i 70 e i 79 anni ad aver completato il ciclo è solo il 50% della popolazione, 80% se si considera almeno una dose, e tra i 60 e i 69 anni ancor meno, il 47,5%, secondo peggior dato italiano. Comincia tra oggi e domani la campagna di vaccinazione della Fincantieri per i 6.000 lavoratori dell'indotto di Monfalcone. La campagna segue quella attuata fra i dipendenti e l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge. Le vaccinazioni verranno gestite dalla SUGI, azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con il proprio personale medico e sanitario. La campagna sarà sospesa tra una settimana per evitare che il richiamo coincida con il periodo di 2 settimane di chiusura degli stabilimenti dal 9 al 22 agosto. Non si placano le polemiche sul caso De Monte, in particolare sulla vaccinazione scelta dal neodirettore della Sores che sarebbe fatto inoculare il Sinopharm cinese, farmaco non ammesso dall'EMA. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, ha presentato un'interrogazione all'assessore alla sanità Riccardi chiedendogli se intende revocare l'incarico del direttore generale dell'ARC Tonutti e la nomina di De Monte quale responsabile della Sores. Per Moretuzzo la questione politica e la responsabilità è tutta dell'assessore. La cronaca: una donna di 64 anni che stava camminando è stata investita questa mattina poco prima delle 7 da una Skoda in Viale Treviso a Pordenone nei pressi della fiera. Al volante c'era un quarantenne di Vicenza. Subito è stato allertato il 112, sul posto è arrivato il soccorso che ha trasportato la donna all'ospedale di Udine in condizioni gravi. Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Pordenone che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Frigo sporco e cibo non più commestibile, 90 kg di carne sono stati sequestrati dalla polizia locale di Monfalcone in una macelleria del centro cittadino gestita da un cittadino bengalese. Secondo la polizia locale la cella frigorifera era priva di adeguate condizioni igieniche, la carne era fuori dal frigo, i banconi da lavoro risultavano sporchi e un collaboratore familiare intento a lavorare la carne era privo di divisa da lavoro. 2 persone sono state rinviate a giudizio per la morte dell'operaio 25enne morto schiacciato da una lastra alla IM di Budoia il 18 marzo di 2 anni fa. Chiamati a difendersi il titolare dell'azienda e il responsabile della cooperativa attraverso il quale era stato assunto. Per la morte di Jurica Pintar, operaio croato deceduto sul lavoro, schiacciato da una lastra d'acciaio alla IM di Budoia il 18 marzo 2019, andranno a processo il titolare dell'azienda di via Cialdezzuc e il responsabile della cooperativa che gli aveva trovato lavoro. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pordenone, Giorgio Cozzarin, ha rinviato i 2 a giudizio. Il primo come committente dei lavori, il secondo per la mancata formazione, questa è l'ipotesi della procura, nei confronti del ragazzo chiamato a svolgere una mansione di cui non era pienamente esperto.
Spetterà il processo stabilire eventuali responsabilità. Quel giorno di marzo di 2 anni fa, Pintar, che aveva appena compiuto 25 anni, era al lavoro nell'azienda di Budoia, dove operava da poco, stava saldando la lastra quando è stato travolto dalla stessa, riportando un fortissimo trauma toracico che gli è costato la vita. Vani gli immediati tentativi dei colleghi di estrarlo da sotto la lastra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le perizie dell'azienda sanitaria, il macchinario sul quale Pintar lavorava aveva delle irregolarità sul fronte delle norme di sicurezza. Anche questo sarà oggetto di dibattimento nel processo che inizierà a marzo del prossimo anno. 200 agricoltori questa mattina hanno invaso Piazza Unità a Trieste chiedendo interventi urgenti e risolutivi su tutto il territorio nazionale contro i danni all'agricoltura creati dai cinghiali, specie in fortissima espansione in tutta la penisola. In Friuli Venezia Giulia è stata calcolata la presenza di oltre 20.000 esemplari. La protesta è stata indetta da Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Presidente, questi cinghiali sono un problema per gli agricoltori, un problema grosso che deve essere risolto in maniera definitiva, visto che se ne parla da diversi anni. Se ne parla da diversi anni e giustamente è un problema che deve essere risolto perché fanno danni nelle campagne per quanto riguarda i raccolti. Ci sono anche problemi di incidenti stradali che sono successi dove delle persone hanno purtroppo perso la vita e io credo che complessivamente, considerando i danni, considerando le persone, la vita di un uomo vale più di un cinghiale. Purtroppo da tanto tempo non ci se ne occupa e quindi oggi noi proporremo in tutte le piazze delle città capoluogo e quindi a tutti i governatori di tutte le regioni una norma che possa semplificare quelle che sono le procedure per il contenimento di questi cinghiali, razionalizzare il contenimento, un'alleanza anche con i cittadini in modo che si possa controllare anche nei centri urbani il movimento dei cinghiali e un coordinamento anche tra tutte le prefetture perché i cinghiali non hanno confine in modo che tutto il territorio si muova in maniera uniforme. Cosa vi aspettate dall'assessore Zanier a livello di risposte? Ci aspettiamo che si faccia parte attiva assieme ai suoi colleghi per fare in modo che tutti i consigli regionali adottino questa norma in modo che sia uniforme su tutto il territorio nazionale. A Udine incontro ieri sotto la loggia del Lionello organizzato dall'associazione Istoria sul tema I diritti linguistici in Europa. Fra Friuli, Catalogna, Catalogna e Friuli nel post-Covid, nella ripresa dopo la pandemia? Beh, prima di tutto bisogna ricordare che questa pandemia è universale, ma soltanto si può gestire localmente. E mi sembra che almeno noi in Catalogna, e spero anche qui nel Friuli, che abbiamo un'identità propria, abbiamo affrontato il problema a partire da questa identità, con i servizi propri, controllati da noi stessi, non dagli stati o dalla grande politica, che questo sì, danno le grandi direzioni, ma noi sappiamo che per curare le nostre malattie, non soltanto il virus, ma molte altre malattie, dobbiamo farlo dalla base sociale. E da noi è stato molto interessante il costante rapporto fra i politici e i tecnici che sono della base sociale della Catalogna. Mi sembra che questo è importante perché altri posti è un po' facciamo un programma per tutti, ma non sempre serve perché questa malattia in ogni posto si è sviluppata in modo diverso. Per esempio in Catalogna in questo momento è arrivato questa quinta tappa che si chiama Delta, fortissima, soprattutto fra i giovani. Questi ultimi giorni è gravissima la situazione, ma per fortuna abbiamo dei politici e soprattutto dei tecnici, dei medici che stanno gestendo in un modo molto efficace questa epidemia. Mi sembra che Friuli, da quello che ho saputo anche, avete saputo fissare esattamente le vostre limitazioni, ma anche come affrontare in un modo locale questa malattia universale. Danneggiato gravemente dal sisma del 76 è stato restituito il suo originario splendore. L'organo Zanin della parrocchiale di Osoppo, dopo le scosse, era stato smontato da pompieri australiani ed è stato restaurato dalla Zanin Organi di Codroipo che l'aveva realizzato nel 1939. Tra gli innumerevoli restauri che abbiamo fatto, mi permetto di segnalarvi l'ultimo, organo restaurato dei miei nonni, costruito nel 1939, trasmissione pneumatica, nella chiesa parrocchiale di Osoppo.
Ci sono 3 concerti di inaugurazione, uno è già stato eseguito venerdì scorso, domenica c'è stato il concerto del coro in Montereale, venerdì prossimo ci sarà il concerto del maestro Beppina delle Vedove, titolare del Duomo di Udine e del Conservatorio sempre di Udine, e venerdì prossimo ancora, sempre alle 21, un altro concerto del maestro Ruggero Olivieri. Questo organo è stato costruito appunto nel 1939, quando allora c'era un parroco che proveniva da Cammino al Tagliamento, quindi conosceva i miei avi e si fece fare questo strumento nuovo, che però durante il terremoto subì gravi danni come la chiesa, addirittura non venne smontato da noi perché non si poteva per motivi di sicurezza, ma da pompieri australiani, ci ricordiamo ancora questo fatto, che lo trattarono come potevano dei pompieri, quindi ha subito danni oltre dalla caduta dei calcinacci anche poi da penetrazione di acqua, di animali eccetera, quindi è stato un restauro molto complesso che però dopo tanti anni ha permesso di riavere nel suo principale splendore questo strumento storico della nostra famiglia. Termina qui l'informazione che ritornerà in diretta alle 16:30. Subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.